Buon pomeriggio signori, maltornati su Rome 2 Total War con Roma, campagna storica con la mod Day. Ragazzi, che partita pazzesca è stata lo scorso episodio, il numero 75, andatevelo a vedere se non l'avete ancora vista. Abbiamo Roma contro i Galli, esattamente questo scontro qui che vedete qui davanti, che abbiamo fatto contro, in realtà contro i Cimbri, la popolazione di Cimbri. Il risultato ve lo metto adesso in sovraimpressione. Questo è stato il risultato di una battaglia veramente epica a dismisura. Ora riprendiamo il gameplay sulla mappa principale. Io sono Lord Perso e siamo qui con Roma per prenderci ciò che è nostro. Ricordo che la campagna la sto giocando in modalità storica, quindi ehm, mi sto comportando come si comportò, diciamo, Roma nella realtà, nel passato, o almeno quello che conosciamo. Allora, ho messo in fuga le due legioni di Cimbri e direi che è da valutare un possibile attacco a Octudoron, mamma mia che nome. Si potrebbe fare perché siamo ancora abbastanza pieni di unità e sarebbe interessante da provare. Allora, sicuramente andiamo ad unire certe unità in modo tale da non lasciarne poi sguarnite e non avere poi problematiche con il reclutamento. Mi spiace dover accorpare certe unità, ma va fatto. Va fatto, quindi accorpiamo anche queste. Qui la cavalleria no, non l'accorpiamo. Questa è messa abbastanza bene. Allora, io direi avanziamo e proviamo un attacco alla città. Io direi che è la mossa migliore che possiamo fare. Ovviamente lo facciamo supportati, esatto, qua vedete si può arrivare fino a qui. Eccole qua, le due legioni, benissimo. Una messa abbastanza, diciamo così così, l'altra messa male. Qui abbiamo 20 uomini. Wow. Sono tanti, però anche noi siamo tanti, Questa purtroppo non ce la farà ad arrivare, ma questa ci arriva. Quindi andiamo a fare questo doppio attacco. Uh, Siamo messi maluccio, Cavoli, 3000. 3000 sono tanti, ragazzi. Hanno pochissimi arcieri, questo gioca sicuramente a nostro favore. Che noi abbiamo le legioni messe maline. Malino. Malino. Mm. Mm. Non lo so, ragazzi. Allora, intanto circondiamo e vediamo un attimo cosa possiamo fare. Qui, più di così, purtroppo non si avvicinerà. Ma potremmo dare il colpo di grazia, se ci staccassimo. Però sarebbero comunque difesi dalla città. Saremmo 10-17 qui, però considerando che 1, 2, 3, quindi 14. 14, sì, contro 10 più 6, 16. 16 più 20, 36. 36. E con pochissima cavalleria. Ho giusto questa unità qua, è l'unità del generale. È rischioso, ragazzi, però io confido in Roma e diamogli la bastonata che si meritano. Ce le andiamo a giocare. Non hanno mura, quindi dovremmo essere messi bene. Vediamo, dai, ragazzi, proviamo. È un po' una pazzia, però io confido nel fatto che loro abbiano un morale molto molto basso. Dai, proviamo a farla, casomai ci ritiriamo con l'altra legione. Dai, giochiamocela. Roma, presa in un impeto di gioia, decide di attaccare la città per liberarla e porre d'assedio, insomma, tutta la città e mettere, diciamo, un tappo alla nostra Mediolanum in attesa poi di ricaricarsi. Ce la farà Roma? Lo scopriremo con questo gameplay, ragazzi.
rimarrete con me. Io ho molto più tiro, quindi assolutamente iniziamo lo schieramento con asciutto. Allora, non c'è la città. Bene, questo gioca sicuramente a mio favore. Assolutamente. Allora, teniamo direi la formazione così. L'unica è la cavalleria, ok, che questa la metto di lato. Fatemi vedere. C'è un punto un po' più alto, ma va, figurati. Giochiamo in piano. Molto molto male per noi. Molto molto male. Iniziamo la battaglia. Speriamo di non aver sorprese. Quindi questi teoricamente sono quelli con un basso morale. Dove usciranno loro? Allora, noi qua. Ok. Immagino che loro siano in questa zona. Usciranno da queste zone qui. Non voglio andare all'attacco perché sono in inferiorità numerica pesante. Eccoli qua, vedete? Bene. Purtroppo questa cavalleria è veramente inutile. Vabbè dai, se la spostiamo in avanti, vediamo un po'. Ma non credo faccia una grande differenza. Questi invece li portiamo qua. Sì. Portiamo in avanti. Li portiamo qui. Sperando che non arrivino dalla foresta, ma non credo. Benissimo, i tiratori intanto ce li abbiamo. Avanzeremo poi pian piano. Con tutta la linea di tiro che abbiamo a disposizione. Ok. Vediamo un po' qua com'è la situazione. Andiamo a fare un giro. Chi sono i miei cavalli tiratori? Ok, l'ala destra e l'ala sinistra, ok. Andiamo a vedere un po'. Eccoli qua i nostri nemici. Andiamo a rompergli le scatole. Sapete che potrei effettivamente andare a rompergli le scatole a questi? Portiamoli qua. Non vedo arcieri a parte qua. Ok, quindi non li temo per ora. Attenzione. Attenzione. Allora, loro gli facciamo fare un bel cerchio cantabrico. Con l'idea di tirare a questi. Bene. Non dovrei subire troppi danni. Prendere un po' di tiro, va bene. 26. Spostiamo il cerchio però. 23. Insomma, me ne hanno fatti un po' fuori, Ecco qui. Si può dire la cavalleria. Attenzione, stiamo giocando un gioco un po' pericoloso, Qua c'è tutto il mio tiro. Però niente frecce. Vai con le frecce del cerchio. Qualcosa di danno l'ho fatto, ma... Via. Ok, loro qua. Basta. Via. Devo un attimo allontanarmi.
Ma non vedo arcieri per ora, però. Eccoli qua. Distribuiamoci in posizione arretrata. Qua gli diamo un blocco. Che miseria. Dai, portiamoli qua. Cavalleria qui di lato. Il generale lo portiamo qua. Guarda, guarda, guarda chi è arrivato. Tutti gli arcieri, dai che li facciamo fuori. Bene, bene. Benissimo. Benissimo. Portiamoli indietro questi. Perfetto. Portiamoli indietro. Ok, chiudiamoci a testuggine. Questi li portiamo indietro. Attenzione, mamma mia. Pauroso. Attenzione. Attenzione. Via, 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 via. Questa cos'è? Una cavalleria? No, sono uomini a piedi, ok. Wow, ragazzi. Forse mi sono spinto un po' troppo avanti. Attenzione. Chi sono questi? Sono... Ok. Tirano sul mio generale. Attenzione. Allora, cavalleria. Andiamo a prendere gli arcieri con la cavalleria che ho. Ok. No, se ho fatto i compiti a casa. Questi stiamo massacrando, sono di frecce, perfetto. Qui c'è l'altra cavalleria, la portiamo di qua. Ottimo. Guarda, ho trovato subito l'obiettivo per questa cavalleria. Ok. Vai dentro di qua. Ok. Devo capire perché loro abbiano... Vabbè. No. Così. È finito. Mi sa che è un bug. Ok. Shock Cavalry. Di qua. Vai, generale. Ok, perfetto, li abbiamo agganciati. Ok, ottimo, usciamo.
Mettiamo questa legione. Ottimo. Ah. Dai ragazzi. Qua abbiamo problematiche. Attenzione. Ottimo. Dai che lampeggiano. Bene. Qua ce ne siamo liberati. Questi tornano di qua, che devono supportare questa zona. Dai, dai, dai ragazzi. Facciamo il giro. Andiamo a prendere questi. Bene. Bene, guarda tutto il fronte. Via, 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 via. Ah. Ah. Generale rischia, eh. Forse è già andato? No. No, ancora c'è ancora. Bene, questi che collassano, bene. Benissimo. Bene, collassato anche questo. Bene, dai, tutti avanti. Sì, gli unici che... Ecco, il generale lo voglio tirare fuori. E anche questa cavalleria la tiriamo fuori. Tutti gli altri... perfetto, ok, questo fronte è collassato. Qua, ragazzi, non dovete cedere. Non dovete cedere. Andiamo su questi. Dai, tutti dentro. Qua li massacriamo. Non c'è bisogno di inseguirli o robe del genere, perché tanto... Sa che mi è morto un generale. Andiamo dentro. Ottimo. Ottimo. Perfetto. Ok, liberato tutto questo fronte. Dai, dai che è vinta. Il generale loro non cede. Saremo dietro con la cavalleria. Bene, sta cedendo il generale. Perfetto, ha ceduto. Ottimo. Ottimo. Dai ragazzi, tutti qua. Dentro. Piatto ricco, amici friggo. Wow. Wow. Qua si fa man bassa. Queste regioni molto lentamente. Adesso le devo liberare dal mantenere la formazione. Dai, tutti dal dietro. Dai. Altre che collassano. Guarda qua la cavalleria che massacro. Mamma mia, raga. Ehi, qua dovete andare. Mamma mia, mamma mia. Allora, continua la battaglia. Voi non la vedrete perché voglio fare un po' di massacro. Ok, ragazzi, sono scappati nella foresta. Noi possiamo uscire tranquillamente alla battaglia. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, abbiamo perso 750 uomini, però ragazzi, guardate le loro 3276, li abbiamo massacrati. È vero che molti di questi erano quelli di guarnigione, quindi fondamentalmente non valgono nulla, però la conquista dell'insediamento vale tanta roba per noi. Vale tantissima roba per noi. Ottimo. Purtroppo c'è morto un generale, porca miseria. Nell'impeto Agrippa Laberio Catullo muore. Mi spiace. Però, vabbè, ormai è andata. Allora, vedete qua l'unità del generale purtroppo è morto. Vabbè, non era di un grande rango, però insomma. Tra l'altro, wow, rango unità 4. Bene, bene, ottimo. Queste le abbiamo perse, va bene, ma ci stava perché hanno fatto il tempo che hanno fatto, bene. E loro direi che ottimo, li ho massacrati completamente. Andiamo a liberare l'insediamento. Non è nostra prerogativa
quella di andare a occupare il nord. Meglio avere una tribù libera che ci vuole assecondare, ci aiuterà nella difesa delle regioni. Perfetto. E intanto abbiamo sbloccato. Bene, guardate qui, c'era un generale pronto. Benissimo, noi adesso avremo questo esercito di rinforzo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, loro li potrei lasciare qua. Andiamo sulla difesa, sulla movimento, sulla campagna. Più salto di pubblico non mi interessa. Bonus di carica non sarebbe male. Andiamo sul mantenimento. Li lasciamo qui in difesa, ecco, in protezione loro. Mentre gli altri li riportiamo a Roma. Cioè a Roma, scusate. Li riportiamo a Milano. Qui andiamo a reclutare gente. Poca roba. Poca roba. Qua dobbiamo per forza accorpare le legioni. Non c'è... Purtroppo non abbiamo forze a sufficienza per mantenerle in quello stato. Perfetto. Qui andiamo a prenderci un po' di tiro. 2 uomini sono più che... 2 unità vanno bene per ora. Combattuto molto bene tutti, devo dire. Queste le fondiamo. Ok, perfetto. Quindi siamo un po' più forti. E va bene così. Allora, in realtà potrei dare un po' di unità a questa legione, per tenerla qua. Però, vabbè, adesso la portiamo indietro, dai. Non esageriamo. E intanto abbiamo liberato... Abbiamo una regione, diciamo, sotto la nostra... No, ho sbagliato tasto. Abbiamo una legione sotto la nostra... e chiediamo un pagamento per commerciare con Roma. Sotto la nostra egemonia, che ci potrà sicuramente aiutare. Ci danno addirittura 3000. Io li voglio tutti i soldi. Come se effettivamente poi avessimo razziato la regione. Guardate questa bolla, diciamo, che abbiamo creato. È la prima bolla. La seconda sarà Noreia e poi Coria. Faremo proprio uno scudo di civiltà pacificate per Roma. Qui invece andremo a prendercele queste città fino ad arrivare poi giù, proprio a seguire proprio il percorso storico. Quindi sono molto molto contento di come stia andando la campagna, anche se avevo previsto un finale un po' più breve, ecco, pensavo di finirla un po' prima. Sarebbe interessante reclutare qualcuno, ma sono veramente ultra deboli, non ha alcun senso. Va bene, teniamo tutto così. Forse loro in realtà però potrebbero muoversi. Fatemi vedere. No, niente di che. Ce ne prendiamo 2, perfetto. Poi aspettate che ho visto... un edificio, no, ma non mi interessa. Ok, stiamo andando abbastanza bene. Qui abbiamo 6.000 unità. Potrebbero no, interessarci, ma non qua. Va bene. In Africa la situazione è messa male, devo dire che la situazione è brutta. Qui siamo sempre messi male, però va bene così. Potrei accorpare questi, ma no, dai, non lo facciamo adesso. Vediamo, qui abbiamo, no, che non mi interessa. Qui tra l'altro non abbiamo nessuna regione di difesa, vero? Già. Già. Qui abbiamo, potremmo fare un bosco di ninfe 3007. Beh, ci aiuterebbe con la stabilità della regione, però. Vediamo se... No, qua non c'è nulla. Niente, allora andiamo avanti col turno successivo e incrociamo le dita. Molti tratti acquisiti, Fatemi vedere se magari mi sono perso qualcosa. No, non mi sono perso niente. Il mio livello di Imperium... Sì, non abbiamo più una flotta, effettivamente. Potremmo produrre, cioè creare qualche campione. Scusate, lo giramento di mappa. Lo potremmo andare a creare effettivamente. Un campione. Potrebbe rivelarsi utile. Allora. Interessante. Andiamo a fare
a sbloccarne uno per il mantenimento. Scusate, per la... oh, cavoli, come si dice? Intanto andiamo avanti col turno per l'esperienza. Andiamo a sbloccarlo. Sono molto contento di avere stabilizzato il nord, ecco, e riuscire nel mio intento. Mamma mia, questa legione qua, poverina, prima o poi farà una brutta fine. Eccole. Uh. Qua gli diamo una sonora bastonata. Attenzione, 3. Siamo in 3. Ah, fatemi vedere. Gli diamo una sonora bastonata. Allora, ha 1, 2, 3, 4 unità di cavalleria, 5 unità di cavalleria. Però. 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 Non abbiamo la popolazione che ci viene in nostro soccorso. Siamo solo 3 legioni di Roma. Ci intercettano. Tante lance, poco tiro. Che andrebbe anche bene, perché io di cavalleria praticamente ne ho una. Esclusi i generali, ne ho una. Oh, secondo me se la gioco questa ci massacra. Ah, ma sono dentro il forte. Questo potrebbe cambiare molte cose. Andiamo a giocarcela perché... oddio, però ci dà così tanto vittoriosi. Soluzione automatica. Molto alta, l'aggressiva. Alta e... aggressiva, forze rimanenti 72%. Ma io direi andiamo a giocarcela e vediamo come finisce, perché secondo me potrebbe non finire benissimo, dai. Altra partita molto veloce, cerchiamo di farla perlomeno. Ok, eccoci qua nel nostro campo. Loro attaccheranno, immagino, in posizione frontale. Qua, ragazzi, dobbiamo resistere semplicemente. Mettiamo le truppe qua, chiuse. Quale altre dietro? Allora facciamo che le stringiamo, le facciamo troppo così. Testuggine offensiva, velocità limitata, ma io tanto non devo andare da nessuna parte, quindi se le mettiamo così. Ok. Ok, ecco, vedete, meglio così, decisamente. Ok, perfetto. Abbiamo il tiro, 1, 2, 3. Ok, il tiro lo mettiamo qua. Cavalleria qui, e vediamo poi il da farsi. E abbiamo una di supporto, la teniamo qua. Ah, però possiamo pezzare le trappole, raga. Ottimo. A few moments later. Allora, le mettiamo qua. Queste le cambiamo, mettiamo qui. E un po' più così. Ok, facciamo le barricate. La barricata, una la mettiamo... no, le mettiamo qua di lato, magari. La mettiamo una qui così. E l'altra la mettiamo... One eternity later. la facciamo allora così piuttosto. Iniziamo la battaglia. Ok, sono davanti a noi. Non mi sembra di vedere in nessun'altra parte. Ok, perfetto, da nessun'altra parte. Le unità sono tanti, eh. Lontanissimi, lontanissimi. Mamma mia. Portiamo subito il generale qua. Lontanissimi. E anche l'altra cavalleria. Ok. Che si è girata in maniera storta. Bene, bene, subiscono il danno, perfetto.
Perfetto. Dai, die di Pilum. Ma sono lontanissimi. Io direi iniziamo a uscire con... Allora, il generale magari lo teniamo qua dentro, che dà morale. Adesso li giriamo fuori. Ok, fate un bel tappo, ragazzi, mi raccomando. Dentro anche loro qua. Ok. Hanno già finito le frecce queste, incredibile. Sta cavalleria qua che è un po' imbecille, non ha capito cosa deve fare. Intanto arrivano le prime cavallerie qua. Campo a cavallo. Dai, 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 dai. Eccoli qua gli arcieri. Andiamo a prenderci gli arcieri. Attiva. Andiamo a prenderci questi maledetti arcieri. Bene. Attenti al generale qua che insomma un po' non è proprio il massimo. Ok. Mamma mia che lentezza. Ok. Perfetto, ottimo. Questi li abbiamo fatti fuori. Ragazzi, forza però, Bene. Andiamo a prenderci questi. Ottimo, eccoli arrivati. Là dentro tutti. Questi scappano di lato, ma li massacriamo. Ok, perfetto. Ottimo, ottimo. Benissimo. Benissimo. Allora, questi che sono tutti tiratori li spostiamo qua di lato. Dove sono? Ok, qua, perfetto. Guarda qua gli arcieri. E adesso iniziamo a massacrarli dal dietro. Ok. Tu te ne stai bello qua. Questi sono lentissimi, raga. Bene, massacriamoli ancora. Per bene, anzi, ci penseranno loro. Voi girate da questo lato. Caricate. Voi dove... Cosa state facendo? Cosa state facendo? Pazzi. Ah, ci sono gli arcieri qua. Dai, raga, tutti dentro. Poca carica. Sono un po' stanchi forse. Ecco qua già più danno. Perfetto. Usciamo da questa bolgia. Eccoli qua intanto. Abbiamo qui il tiro. No, no, ehi, vi dovete ritirare anche voi, Dovete ritirarvi anche voi. Giusto in tempo, prima della carneficina con i pali. Ok.
Perfetto, ci posizioniamo. Iniziamo il massacro dal dietro, ragazzi. Spettacolo. Ne ho perso uno. Venghi, venga. Ok. Usciamo. E ripetiamo ancora la strategia. La mossa è un'aquila che ci passa davanti. Allora, dai. Quante... hanno un sacco di robe da tirare, perfetto. Raga, però tutti. Cioè, quando dico tutti, è tutti. Non solo una parte. Ecco, vedete che lampeggia, maledizione. Ti ho detto di tornare io però, ciccio. Vabbè. Ancora dentro. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, andiamo dentro due, tipo questi. Giusto per sparare coi pilum. Tutti gli altri, che non so quali siano. No, questi mi viene da dire. Ok, se ne vengono qua. Loro, ciao, ora che arrivano. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, signori. Guardate qua. Ne stiamo ammazzando sono di frecce. Andiamo un po' più avanti perché mi sembra che non ci arrivino. Qua. Cavalleria. Tanto si allontana, perfetto. Aumenta il tiro con la pressione. Mamma mia. Che strage. Mamma mia, che strage. Ottimo. Ottimo, ancora un po' di pilum, grazie. Ok, perfetto. Allora, chiuditi. E vai. Tu posizionati qui. Ok. Ok, iniziamo a fare un po' di pressione al centro. Intanto loro massacrati veramente. Aspettiamo che la cavalleria poi li sistemi. Ok, la cavalleria la divido. Ah, perfetto, le picche. Oh, questi. Mizzica, raga. Che massacro. Ok.
Va bene, direi che è solo questione di attimi. Mamma mia, che massacro, ragazzi. Che massacro. Andiamo avanti. E voilà, è rimasto l'ultimo il generale, ma lo terminiamo anche questo, quindi terminiamo la battaglia. Perfetto ragazzi, piccola interruzione per me, però ragazzi, vittoriona, abbiamo fatto appunto l'achievement di non perdere più di 10% degli uomini in difesa, ragazzi, incredibile, incredibile. Abbiamo perso un generale, porca miseria ancora, vabbè, e una cavalleria potente, però qua la difesa c'è stata alla grande. Cosa facciamo? Li uccidiamo, li schiavizziamo o rilasciamo i prigionieri? Io direi che li lasciamo... No, li uccidiamo. Perfetto. Perfetto. E anche un'altra forza, un'altra armata del nostro nemico l'abbiamo distrutta. Attenzione, Genova ci viene ad attaccare. Allora ragazzi, io direi che siccome è una battaglia dei poveri, ma la voglio comunque fare, io direi, ma non ve la faccio vedere perché sono veramente due cavolate, ma se faccio risoluzione automatica mi dà perdente, modalità di vittoria molto alta. No, allora facciamo questa, modalità di aggressione. Come faccio ad avere vittoria molto alta e forze rimanenti? Vittoria di misura. Ma proviamola, scusate, Vittoria misurata, grandi ragazzi. Direi che li schiavizziamo. Grandi ragazzi. Ottimo, 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 ottimo. Niente, volevo saltarvela, ma l'abbiamo giocata. Perfetto. Terminiamo il turno e poi ci vediamo. Terminiamo anche la puntata che è andata per le lunghe. Non avevo previsto questa cosa. Uh, questa è tosta. Questa è veramente tosta. È entrato il nostro nemico in Cisalpina. Ovviamente mettiamo un nostro condottiero. Wow, ragazzi, 10.200. Gens Unia, Gens Cornelia, Gens Unia. Potrei fare anche effettivamente questo. Questo addirittura ha un sacco di skills. Ottimo, lo mettiamo dentro come politico. Va bene, allora, noi ci vediamo a morte onorevole. Era aumentato, va bene. Tentativo di sabotaggio, ok. Diserzione, va bene. Ah, qua sotto, va bene, ci sta. Malattia miete vittime. Da quanti turni è che sono in carestia quelli in malattia? Mamma mia. Veramente tantissimi. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo gameplay che questo è durato fin troppo e rimanete con noi perché Roma invicta. Roma invicta. Ciao ragazzi.